Vandali in azione, incendiato un istituto tecnico commerciale di Agrigento, forzano una finestra e si intrufolano, razziano le cassette delle macchinette che distribuiscono caffè e merendine, svuotano gli estintori lungo i corridoi e nelle aule scolastiche e poi, non contenti, ammassano documenti e suppellettili ed appiccano il fuoco. Sono queste, grosso modo, secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri, le tappe salienti del raid vandalico messo a segno nell'istituto tecnico commerciale Atena di Via Gioeni. Qualcuno dei residenti della zona, notando il fumo, ha allertato immediatamente il 112 ed i vigili del fuoco. I pompieri, in poco più di un'ora e mezza, sono riusciti ad avere la meglio sull'incendio che ha però devastato la sala presidenza e la segreteria. Per fortuna, nello stabile che ospita l'istituto scolastico non si sono registrati danni strutturali. I militari dell'Arma, dopo essere stati sul posto ed aver effettuato il sopralluogo, hanno avviato le indagini. Nessun dubbio sul fatto che l'incendio è stato doloso. Il particolare che il rogo sia seguito al furto e che abbia riguardato la sala presidenza e la segreteria starebbe facendo concentrare le indagini dei carabinieri. Su via Gioeni, nel tratto dove è ospitato l'edificio scolastico, non vi sono telecamere di videosorveglianza, importanti impianti che avrebbero potuto contribuire ad indirizzare l'inchiesta appena aperta.